L'ho fatta tanto in memoria di mio papà che era cacciatore, che purtroppo adesso mi scende una lacrima, allora non voglio, però io ci tenevo a portare avanti questi ricordi, no? Boh, allora questo qua cos'è? Un rifugio? Niente, abbiamo avuto il piacere, stiamo registrando. Stiamo registrando. Abbiamo avuto il piacere di incontrare due amici, così che ci siamo improvvisati. Questo è un ricovero aperto a tutti, se volete venire, si chiama Baita Menecon. Si trova ai piedi dei prati di Sant'Anna e anche registrato comunque su Google, se voi digitate Baita Menecon, proprio come si dice, anche si scrive. Niente, ha 3 posti letto, è gratis, perciò io dico, se non altro venite qua, venite, guardate, se vi piace mettete una buona recensione, vi fermate, dormite. È sempre aperta comunque. È sempre aperta, sì, è sempre aperta. Vedete? Boh, adesso vedete così i letti, però adesso abbiamo acceso il fuoco stamattina, così qualcuno viene, magari trova il posticino un po'... Con permesso. Prego, entrate. Vieni. Ecco, questa è una frase che ci tengo a... C'è una sottile differenza tra essere liberi e sentirsi liberi. Qui di sicuro puoi trovare il loro equilibrio. Suo nipote ce l'ha dedicata, insomma, e l'abbiamo stampata, allora questo pezzo di legno qua. Ecco, questo è il piccolo 4 metri per 4, però cerchiamo, insomma, ecco qua potete... Abbiamo fatto belle serate qua. Compagnia. Sì, verranno eletti a Castello, poi verrà rivestito il pavimento, faremo il pavimento con Cavolo, cioè, ma allora è innanzitutto eccezionale, si vede che è fatta con amore, perché non è cosa da poco, si vede, si sente. L'ho fatta tanto in memoria di mio papà che era cacciatore, che purtroppo adesso mi scende una lacrima, allora non voglio, però io ci tenevo a portare avanti questi ricordi, no? Perché lui era cacciatore e come si vede qua era come era una volta, e perciò c'è tutto qua la storia di questi posti, di come è cresciuta la baita. Ecco, no? Qua abbiamo trattato l'Eternit sopra, poi abbiamo fatto il controsoffitto, eccetera, eccetera. Cose che non sto a spiegare, ecco, chi viene qua vede le cose, però c'è una lunga storia di lavoro, di fatica, di grandi bevute che... E grandi bevute. Sì, weekend allo stremo, che dopo ci siamo ripresi il giorno dopo. Ecco qua, quando l'abbiamo sventrata l'abbiamo portato fuori tutte le tavole che c'erano, i ghir li prendevamo per il coping, li mettevamo fuori dolcemente. Loro aspettavano che noi ci allontanassimo dalla baitina per entrare, perché molto territoriali, perciò questo era il loro territorio, riprenderli di nuovo per il coping, ti graffiavano tutto, li portavi fuori. Adesso speriamo sono animali simpatici, però quando sono dentro ti divorano, perché qua era tutto mangiato, il polistirolo fuori, diventano meno simpatici con questo, senza amando gli animali e tutti quanti. Sì, giusto, sì. No, ma insomma. Sì, e qua c'è mio zio, insomma, che ha fatto tipo la fontana di fuori, qua ci sono i lavori che abbiamo voluto un po' immortalare, ecco, l'acqua che abbiamo la fortuna di avere la sorgente a 300 metri, abbiamo portato un tubo, l'acqua non è da poco, quando non ce l'hai ti accorgi dell'importanza di averla e non averla. E in questo preciso momento la GoPro ci ha mollato, e non è la prima volta,
porcaccia miseria. E ci dispiace veramente tanto perché volevamo mostrarvi il momento dei saluti, il momento in cui firmavamo il registro, eccetera, eccetera. E non è facile trovare delle persone che si dedicano e dedicano del loro tempo per poi mettere a disposizione una struttura in modo totalmente gratuito a chi ne voglia usufruire. Quindi veramente molto bravi, noi li ringraziamo, ci hanno fatto sentire come se fossimo a casa nostra. Adesso andiamo avanti nel video e vi mostreremo il percorso che abbiamo fatto. Come sempre, alla fine, sulla carta tabacco, vi spiegheremo dettagliatamente tutto il giro. Streghe, maghi e folletti, partendo da Subit, oggi faremo un giro molto particolare che poi vi spiegheremo in modo dettagliato sulla carta tabacco, ma intanto vi facciamo vedere quello che abbiamo scoperto lungo il percorso. Gone over this 1,000 times before. Baby, it's now or never. Gotta leave this town and I know what you're asking for. You say it's out of my reach, but I can't pretend no more. 'Cause for as long as I remember. Allora, dopo un sentiero molto bello e vario, siamo arrivati su al monte Namlen e adesso facciamo tutta la cresta per arrivare fino al monte Kripia. Bravissima, promossa. Feel alive. 'Cause it's keeping me alive. Interstate might take me nowhere. Anywhere is better than the places I have been. Sunsets in my rearview mirror. A projection. Bene, eccoci qui alla carta tabacco per spiegarvi un sentiero che, vi avviso subito, non è ben segnalato, quindi bisogna prestare molta attenzione, munirsi di carta tabacco, eventualmente telefonino con il GPS ed avere un buon senso dell'orientamento. Noi abbiamo parcheggiato la macchina a Subit vicino alla chiesa. Un centinaio di metri sulla destra trovate già l'indicazione del sentiero dei folletti. Lo prendete e lo percorrete tenendo sempre la destra fino ad arrivare alla strada forestale. A questo punto svoltate a sinistra e la percorrete tutta fino ad arrivare più o meno a questo punto qua, dove ci sarà una salita che vi porterà al rifugio. Una volta arrivati a rifugio, tenete rifugio alle vostre spalle, guardate la montagna e vedrete che di fronte a voi ci sarà un sentierino che incomincia a salire. Lo prendete e qui già incominciate a non avere più segnali. Lo percorrete tutto fino ad arrivare al monte Yawar. Allora, a questo punto troverete altri segnali che indicano di svoltare a sinistra e percorrerete un piccolo crinale e entrerete in un bosco. Anche questo bosco non è segnalato, ci sono fino a un certo punto dei nastri annodati sugli alberi, poi non ci sono più, quindi dovete prestare moltissima attenzione. Cercate di trovare questo sentierino e se ce la fate arriverete al monte Namlen. Lo riconoscete perché c'è una colonna con le antenne telefoniche. Da lì il sentiero diventa molto più semplice e percorrendo la cresta arriverete fino al monte Kripia. Dal monte Kripia noi poi siamo ritornati indietro e abbiamo preso questa stradina qui che vi farà raggiungere di nuovo la strada forestale.
Poi nel libro, dove noi abbiamo letto appunto questo percorso che è Sentieri in Natura, ci dice di fare tutto questo giro qua, ma noi invece, prendendo sempre la forestale, a un certo punto abbiamo preso questa stradina sulla sinistra, che è segnalata con un cartello però decisamente sbiadito, che ci ha fatto tagliare tutto il percorso, ci ha fatto prendere di nuovo la strada forestale che avevamo utilizzato per salire, e da lì, tornando sui nostri passi, abbiamo preso il sentiero dei Folletti e abbiamo raggiunto Subic. Allora, il sentiero è abbastanza complicato, ci vuole un po' di senso dell'orientamento, oppure vi portate dietro Cristina, che lei è bravissima. E con questo il video termina, io spero che non vi perdiate, e se vi perdete date pure la colpa a me, non c'è nessun problema, e vi aspettiamo ai prossimi video. Un fortissimo abbraccio da Cristina e Gianluca, ciao e grazie.